Ciao, buongiorno a tutti. Siamo alla Casa delle Farfalle in uno dei nostri giardini tropicali e questo è il giardino tropicale dell'Africa. Oggi siamo qui davanti a una delle nostre piante preferite, molto colorate, e si tratta di una euforbia. L'euforbia, esistono moltissime specie di euforbie nel mondo. Abbiamo euforbie che possono essere delle erbe piuttosto che degli arbusti. Questa è un arbusto, non è ancora molto alto, ma è un arbusto, ma ci possono essere anche alberi. E parlando di euforbie mi viene da pensare al Natale, ma anche al caucciù. Vediamo adesso di scoprirlo insieme, scopriamo il perché. L'euforbia è una pianta particolare perché emette, e lo si può vedere strappando anche una foglia, tutte le euforbie emettono una sostanza lattea, appiccicosa, velenosa, che può anche causare irritazioni alle mucose e anche alla pelle. Quindi bisogna sempre fare molta attenzione quando ci si prende cura di queste piante. È una pianta succulenta questa, molte euforbie sono piante succulente. Cosa significa? Che assorbono acqua all'interno del loro fusto, quindi bisogna fare attenzione a non irrigarle troppo queste piante. E lungo il fusto molte di queste piante, in modo particolare questa euforbia, che si chiama Euphorbia mili, ha anche delle spine che di solito in natura possono avere delle funzioni diverse, possono per esempio impedire un'eccessiva traspirazione, quindi perdita d'acqua da parte della pianta, ma in questo caso la funzione principale è quella di difesa nei confronti del morso di animali erbivori che potrebbero mangiare la pianta. Il fiore dell'euforbia è un fiore estremamente particolare. Innanzitutto non si tratta di un fiore, ma di una infiorescenza che è fatta da queste parti esterne che non formano la corolla, ma sono una sorta di foglie, i botanici le chiamano bratteole, di solito molto colorate, di rosso, giallo, arancio, e servono ad attirare, quindi è un po' una sorta di vessillo, gli impollinatori. E poi abbiamo un fiore femminile al centro e fiori maschili che circondano il fiore femminile. È stato molto studiato questo fiore, che appunto ha il nome di ciazio. Perdonate i termini difficili, ma i botanici, come gli zoologi, usano sempre termini molto difficili. Noi conosciamo una euforbia, la conosciamo molto bene in un periodo particolare dell'anno. Vi ho preparato una foto ed è la stella di Natale. Ecco perché euforbia e Natale. E infatti qui ci si rende conto che queste foglie rosse non formano i petali, ma sono appunto delle bratteole con i vari fiori al centro e che formano da vessillo, da richiamo per gli insetti impollinatori. Esiste poi un'euforbia che può addirittura raggiungere i 30 metri, si trova in Brasile, che è l'albero della gomma naturale, l'albero del caucciù. Tutti conosciamo, credo, il caucciù, è la prima gomma naturale che è stata utilizzata dall'uomo, per esempio i materassi tuttora vengono usati, e si tratta di una sostanza naturale non ricavata dal vegetale, non ricavata dal petrolio. L'Euphorbia mili ha fiori molto ricchi di nettare e questo è importante per le nostre farfalle. E in ogni serra, qui siamo nella serra africana, ma ogni serra avrà piante a fiore diverse a seconda delle regioni. Quindi adesso parliamo dell'Africa, più avanti ci troveremo per parlare di Asia e di America.